ottobre rapinarono una gioielleria di Dolo picchiando la titolare di un cliente. I banditi arrestati dai carabinieri grazie alla testimonianza di 2 ragazzini. Il video del violento colpo. Timbrava e poi usciva dall'ufficio per andare in palestra, svolgere commissioni. Dipendente di ARPA nei guai a segnalare il suo comportamento a alcuni colleghi. Giovane studentessa di Verona colpita da meningite e da meningococco, ricoverata in ospedale, scatta la profilassi per tutti coloro che sono entrati in contatto con lei, non era vaccinata. Il governatore Zaia a Trieste con i colleghi di Liguria, Lombardia ed il candidato del centrodestra in Friuli, Fedriga, ha firmato un patto per trattare con lo Stato su temi come immigrazione e autonomia. Inchiesta BPV riprende a Vicenza questa mattina la fila degli avvocati in tribunale per la costituzione di nuove parti civili, 3.500 quelle depositate. Dopo 16 anni torna a Padova il Gay Pride, sfilate il 30 giugno, gli organizzatori è una lotta per i diritti di tutti. Caldo estivo per questo fine aprile, parchi e spiagge presi d'assalto, il ponte del 25 aprile sarà all'insegna del sole. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, in primo piano la cronaca dal veneziano, le violente immagini della rapina dell'ottobre scorso ad una gioielleria di Dolo. I responsabili sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Sentiamo. Tutte le fasi della violenta rapina dello scorso 13 ottobre alla gioielleria Canova di Dolo riprese dalle telecamere a circuito chiuso del sistema di sorveglianza. Ecco i malviventi colpire la proprietaria, estrarre la pistola e poi mettere a soqquadro il negozio per impadronirsi dei preziosi, dopo aver immobilizzato la donna e un anziano cliente con delle fascette da elettricista intorno a mani e piedi. Ora quei 2 banditi hanno un nome, sono Francesco Andriola di 39 anni e Ugo Ugolini di 32. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia li hanno arrestati in mattinata insieme ad altri 2 complici tra le province di Brindisi e Lecce. I 4, tutti brindisini e pluripregiudicati, sono stati individuati grazie all'aiuto di 2 ragazzi di appena 16 anni, i primi ad accorrere sul luogo della rapina attirati dalle urla di un passante. Nonostante le minacce dei delinquenti hanno avvisato i carabinieri telefonando al 112 e si sono poi lanciati all'inseguimento lungo un vicolo, arrivando quasi a raggiungere i banditi. A quel punto uno dei 2 si è girato puntando loro in faccia una pistola e gli adolescenti sono tornati indietro. Non prima però di aver visto salire i 2 su una Punto Blu e averne informato il maresciallo, che si era a sua volta gettato all'inseguimento sulla bicicletta prestata da un passante. Il militare è riuscito a leggere parte della targa dell'auto, poi ricostruita interamente grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Da lì sono partite le indagini che hanno portato a individuare e arrestare i 4 rapinatori. Il comandante provinciale dell'Arma, Claudio Lunardo, ha segnalato i 2 ragazzi al prefetto per un attestato di benemerenza. In tempi in cui gli adolescenti finiscono sulle cronache soprattutto per episodi di bullismo, riflette, è bello poter raccontare della generosità, del coraggio e del senso della legalità di questi giovani. Evidentemente questi sono i valori dei ragazzi della nostra terra, sono i valori sicuramente di 2 ragazzi che a 16 anni hanno dimostrato veramente di avere sangue freddo e soprattutto un grande senso di giustizia, perché potevano anche loro scappare come hanno fatto altri, invece loro sono stati veramente determinati, hanno inseguito addirittura i rapinatori e quindi ci hanno messo nelle condizioni poi di proseguire e portare a termine questa indagine. E adesso la reazione della mamma di uno dei ragazzi che ha rincorso i banditi. Hanno corso rischi troppo grossi, potevano perdere la vita. L'intervista. Mentre fuori dalla gioielleria compare questo cartello in cui a chiare lettere si dice ai clienti di entrare rendendosi riconoscibili, quindi di togliersi per finalità di sicurezza berretti, cappelli, occhiali da sole, nella tabaccheria a fianco parla la mamma di uno dei ragazzi che dopo l'assalto ha cercato di rincorrere i rapinatori trovandosi pure l'arma dei banditi puntata contro. La pistola addosso non se la sarebbe mai aspettata, perché lui è andato dietro, sì, non per prenderli o per fare chissà che, però hanno sentito i carabinieri arrivare, voleva indicare appunto dove erano per aiutare i carabinieri a prenderli. Mamma Stefania è ancora frastornata dalle gesta eroiche tanto del figlio Nicola Menegazzo che degli altri 2 adolescenti e oggi, rasserenata per il buon esito della giustizia, quell'inseguimento lo descrive così. Sei un po' incoscienti e naturalmente... Subito il pensiero corre a quelle concitate ore ed ecco riaffiorare in lei il terrore vissuto a ottobre scorso per l'incolumità dei giovani ragazzi, il suo per primo che per 10 interminabili minuti era scomparso alla sua vista. Racconta da qui l'angoscia e il dolore nel pensare fosse accaduto l'irreparabile.
La paura è stata tanta perché dopo non l'ho più visto, in 10 minuti è sparito, è corso dietro a questi malviventi che hanno puntato la pistola addosso e lui si è fermato in quello, poteva rischiare ben la vita. Tra lo sconcerto e l'oppressione ammette come il figlio e gli altri 2 adolescenti si fossero assunti rischi troppo grossi e pericolosi per i quali sarebbe stato ingiusto barattare una o più vite. Pensandoci bene, però insomma sono contenta che li hanno presi e chissà che insomma non succeda mai più niente del genere. Il dubbio ai commercianti della centrale Piazza Mazzini a Dolo è che la giustizia possa essere ostacolata dai soliti cavilli burocratici e che ai banditi venga inflitta una pena troppo lieve rispetto alla gravissima rapina commessa. Così Mariella, la negoziante, che quel pomeriggio di ottobre assistette all'inseguimento. Persone che aggrediscono, spacciano, violentano, ce li ritroviamo poi per strada. Ed ancora a cronaca, ma questa volta ci spostiamo nel Trevigiano, una via di Scandolara di Zero Branco nel mirino dei ladri, un vero e proprio raid, 3 colpi messi a segno in altrettante villette. Una delle vittime, c'è paura ma anche tanta rabbia. I ladri hanno fatto irruzione in 3 villette vicine, una accanto all'altra, hanno tagliato la rete, si sono intrufolati, poi hanno scassinato porte o finestre ed hanno messo a segno i colpi. In tutte le case erano presenti i proprietari. Eravamo in casa, fortunatamente eravamo al piano di sopra, mentre loro si sono occupati del piano inferiore, mentre ai miei suoceri è andata peggio perché sono andati a prendere anche dei valori che avevano in camera mentre loro stavano dormendo. Hanno rubato oro, la fede nuziale, bracciale e gioielli della figlia, non solo ma anche 600 euro che la famiglia aveva appena prelevato dal bancomat, i soldi che servivano per delle visite mediche. La rabbia ti porterebbe a dire mi sveglio e faccio questo, faccio quello, ma alla fine ci è andata bene perché non sai mai cosa trovi di fronte. Rabbia ma anche tanta paura. Nella villetta accanto i suoceri. La signora è ancora scossa e ci chiede di non farsi riprendere dalle telecamere, ma ci spiega che i ladri da loro sono entrati in camera da letto. Sono andata in camera e ho visto che mi mancava un cofanetto dall'armadio, ma appoggiato all'armadio avevo il lettino del piccolo di 8 mesi e mamma mia, subito mi sono preoccupata. Paura? Sì, tanta, solo il pensiero che sono entrati in camera e non abbiamo sentito niente. Sui dati forniti dalla prefettura relativo ai cali dei furti rispondono le vittime. Veramente ieri sera ho sentito il prefetto che ha detto per fortuna sono diminuiti i furti qua, mi ha dato molto fastidio a tutti noi perché naturalmente siamo stati appena coinvolti. La famiglia ha pensato ad installare un allarme. Siamo già mossi, adesso in un paio di giorni metteremo su allarmi, però è molto frustrante il fatto che non si possa stare tranquilli in casa e non dormi più tranquillamente. Fra i vicini cresce la preoccupazione. Hai preoccupazione più che altro anche per i bambini perché non sai mai cosa succede finché vengono e dormi e non li senti, oltre al disagio, però se per caso una persona si accorge o vede qualcosa o comunque c'è i bambini nelle stanze accanto che dormono. Sarebbe uscita dall'ufficio per questioni non legate al lavoro, dipendente dell'ARPA venne nei guai dopo le segnalazioni di alcuni colleghi. La segnalazione era arrivata dai dipendenti dell'ARPAV al direttore generale che aveva deciso di approfondire la vicenda. Una loro collega avrebbe timbrato la presenza per poi uscire dall'ufficio per andare in palestra o fare commissioni. Secondo le prime informazioni sarebbe stata anche controllata dai carabinieri e ora rischia il processo per truffa. Concluse le indagini, il magistrato infatti ora potrebbe chiedere il processo per lei, che potrebbe essere ascoltata e spiegare il motivo del suo comportamento. Il direttore dell'ARPAV e l'assessore regionale Bottacini intanto hanno sottolineato la correttezza dell'Agenzia per l'Ambiente, che ha seguito la procedura di accertamento per le presunte irregolarità. Poliziotti si fingono cassieri e clienti di una banca di Mestre per prendere in trappola una coppia di truffatori napoletani. Grazie all'acume di una direttrice di banca si è riusciti a fissare un falso appuntamento al quale anziché cassieri e clienti si sono presentati i poliziotti del commissariato di Mestre. La trappola è scattata ai danni di una banda di truffatori napoletani che avevano preso di mira una filiale bancaria di Mestre Centro. A presentarsi per prima allo sportello una donna che dichiarava di voler aprire un conto, ma qualcosa nel suo comportamento non ha convinto l'impiegata, che ha preso tempo per poi avvisare la polizia.
Gli agenti hanno verificato l'identità dichiarata dalla cliente, corrispondeva a quella di una signora che aveva presentato denuncia per truffa alcune settimane prima. La donna si è poi allontanata, ma i poliziotti erano convinti che i truffatori si sarebbero rifatti sentire, e così è stato. L'indomani un uomo ha chiamato la banca per tentare la stessa operazione. Questi intercettavano degli assegni dei titoli esecutivi e attraverso una falsificazione di documenti aprivano dei conti correnti in banca con i quali poi intascavano le somme. All'uomo è stato dato appuntamento all'interno della filiale, dove nel frattempo era stata preparata la messa in scena. Appena mostrato l'assegno da 16.000 euro, il truffatore è stato circondato dagli agenti, che l'hanno immediatamente arrestato per possesso di documento falso valido per l'espatrio. Altri poliziotti sono intervenuti a bloccare i 3 complici che attendevano all'esterno a bordo di un'auto. Per una di loro, a sua volta in possesso di un documento contraffatto, sono scattate le manette. Tutti e 4 sono stati denunciati per ricettazione e truffa aggravata in concorso. Ed è giallo sul ritrovamento di un cadavere nel fiume Brenta, trasportato dalla corrente, potrebbe essere rimasto in acqua per qualche giorno. È giallo lungo il fiume Brenta, nel quartiere Torre di Padova. Un cadavere è stato visto galleggiare da un uomo che era a passeggio lungo l'argine, nella zona del tennis club, e che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto i poliziotti della squadra mobile e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo adagiandolo sulla riva del fiume per i rilievi. Secondo le prime informazioni sembra che si tratti di un uomo di mezza età, vestito e che non aveva con sé documenti né telefonino. Sempre secondo le prime indiscrezioni, il medico legale che ha effettuato il primo esame sul cadavere non avrebbe rilevato segni di violenza o ferite sul corpo, che si pensa possa essere rimasto in acqua anche per qualche giorno. Il magistrato ha disposto l'autopsia e per il momento sono aperte tutte le ipotesi, comprese quelle di un incidente o di un suicidio. Studentessa veronese colpita da meningite, la giovane presentava forte mal di testa, febbre alta e uno stato generale di confusione. I sintomi non erano quelli di una normale influenza, motivo per cui i genitori, preoccupati per l'aggravarsi di questa condizione, hanno deciso di portarla al pronto soccorso. Fatti tutti gli accertamenti, da quelli ematici al prelievo del liquor, la diagnosi è stata chiara: meningite da meningococco. Ricoverata in malattie infettive a Borgo Trento, è iniziata immediatamente la profilassi per lei, i suoi familiari e per tutte le persone con le quali ha avuto contatti ravvicinati nelle ultime ore. La ragazza non era vaccinata, ora è fuori pericolo pur rimanendo ancora in ospedale. I cittadini sono angosciati da questo teatro che si sta vedendo, è un'opera senza fine che a noi non piace. Noi vogliamo un governo stabile che duri 5 anni, che risolva i problemi della gente. Siamo pronti per spiccare il volo, ma c'è qualcuno che ci tarpa in continuazione le ali. Lo ha detto oggi a Trieste, parlando dello stallo di governo a Roma, il governatore Luca Zaia, che si trovava nel capoluogo giuliano per un vertice con i colleghi governatori Totti della Liguria, Fontana della Lombardia, assieme a Massimiliano Fedriga, il candidato del centrodestra per la guida del Friuli Venezia Giulia alle imminenti elezioni regionali. Un patto dei presidenti per presentare dunque sul tavolo delle trattative con lo Stato temi forti come autonomia, sviluppo economico, rapporti finanziari e gestione della immigrazione. Sentiamo quindi le parole del governatore Luca Zaia. La volontà di fare questo percorso assieme, non solo condivisione di buone pratiche ma anche di strategie. Una strategia su tutte è la grande partita dell'autonomia. Il Veneto ha celebrato, è il materiale esecutore e anche ideatore del referendum, 2,5 milioni di persone sono andate al referendum, noi vogliamo l'autonomia. Qualcuno potrebbe dire cosa c'entra il Friuli Venezia Giulia? C'entra sì, perché a me risulta che dal momento in cui ha avuto l'autonomia, questa autonomia si sia lentamente ridotta. Invece il Friuli Venezia Giulia merita più di autonomia di quella che ha. Se il Friuli Venezia Giulia fosse come Trento e Bolzano avrebbe più autonomia. Diciamo che da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada, quindi se il concetto è lasciare solo il Friuli Venezia Giulia che faccia la sua battaglia, decisamente no. Qui non c'è nessuna annessione, non c'è volontà di fusione o di quant'altro, ma è quella di percorrere una strada assieme. Una delle partite più importanti in questo accordo è quella riguardante le migrazioni, come accogliere i migranti. Ogni anno arrivano in Italia, grazie a questo governo, governo che pian piano speriamo se ne esca dalla scena, 200.000 migranti, dei quali, dati del governo, almeno l'80% non sono profughi, cioè non sono scappati dalla morte e dalla fame. Il che vuol dire che non possiamo chiedere al Friuli Venezia Giulia piuttosto che al Veneto di ospitare migranti
dove 8 volte su 10 non sono profughi, perché questa non è solidarietà. Nuova udienza del processo BPV questa mattina con il rischio che si bloccasse tutto per le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati sui vizi di notifica. Fortunatamente l'udienza ha ripreso. Sentiamo. Riprende l'udienza preliminare per il processo a carico di Gianni Zonin e di altri 5 imputati e la processione degli avvocati a Palazzo di Giustizia non è mai stata così lunga. In fila per depositare la costituzione di nuove parti civili dopo che da Milano per volere della Cassazione è rientrato anche il secondo troncone del processo, quello che riguarda le nuove accuse legate all'ostacolo alla vigilanza della Consob. Anche se le richieste questa volta potrebbero non toccare la soglia record delle 5.000, come ci spiega l'avvocato di un'associazione di consumatori. La notizia che Zonin abbia ritirato i ricorsi contro i sequestri conservativi ci pare è una notizia che è stata molto spiazzante, tanto che noi come Casa del Consumatore avevamo preparato circa 102 costituzioni nuove di parte civile e dopo questa notizia ne abbiamo veramente una piccola parte. Che cosa ha spinto l'avvocato di Zonin a fare questa scelta? Che cosa può aver saputo del procedimento in atto? Fuori dal tribunale intanto i manifestanti vengono invitati a contenersi. C'è la polizia che ci sta attenti, che continua a fotografarci. Non siamo mica noi delinquenti, noi siamo stati truffati dei nostri risparmi. Stiamo manifestando per i nostri diritti e ci vengono imposti altri diritti che non sono giustificabili. Tante speranze, poche certezze, l'unica quella dei tempi biblici della giustizia. Per molti avvocati non è questo il tribunale, il luogo in cui si giocherà la vera partita per risarcire i risparmiatori. Secondo me la battaglia vera è quella politica col fondo di ristoro per le vittime del reato, nel senso che qui sì, si può ottenere la condanna degli imputati e il risarcimento del danno, ma il problema è poi i patrimoni rispetto ai danni non credo siano certo sufficienti. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio ed ora ci spostiamo a Padova. Il Pride torna in città. La città infatti ospiterà per tutto il mese di giugno una serie di iniziative che si concluderanno con una manifestazione. Dopo 16 anni sarà ancora Padova Pride, spettacoli ed eventi culturali lungo tutto il mese di giugno che culmineranno con una manifestazione che sabato 30 sfilerà per le vie della città. La manifestazione partirà da Prato della Valle alle 15 e si snoderà per le riviere fino alla zona di Piazza Garibaldi. Ci aspettiamo che arrivi gente quantomeno da tutta la regione, se non anche dal Friuli e dal Trentino. L'aspettativa è che vengano tutti. Chiunque sia interessato a partecipare è benvenuto. Padova Pride è una manifestazione che intende ampliare il suo raggio di riflessione a tematiche molto ampie e per certi versi universali sul campo dei diritti. Il Pride è una manifestazione necessaria perché serve a tutte le persone, perché in una società dove vengono riconosciuti i diritti di tutti, tutte le persone possono stare tranquille e sapere di vivere in una società inclusiva che rispetta tutte le persone e non esclude nessuno. Ed è un messaggio inclusivo anche quello che viene lanciato ai padovani. Affacciatevi alle finestre, venite nelle strade, è un'occasione di festa per una città che accoglie, una città che guarda a tutte e a tutti senza differenza, perché siamo tutti esseri umani con le proprie differenze che vanno valorizzate ma che devono essere la risorsa, una risorsa importante che arricchisce la comunità intera. Ed ora parliamo del bel tempo di questi giorni, adesso tutti a prendere il sole ma non in spiaggia. Vediamo in questo anticipo d'estate di oggi dove si sono ritrovati residenti e turisti della terraferma veneziana. Con l'asciugamano, abbronzante, pronti? Certo, sempre pronti. Ma e il mare dov'è? Qua non c'è il mare. E cosa c'è qua? C'è il sole, intanto prendiamo il sole. È la zona della terraferma veneziana attrezzata come uno stabilimento balneare, ma qui la spiaggia non c'è. Ombra, il fresco perché è caldo, già è arrivata l'estate, tutta l'estate è arrivata. Era stata definita la spiaggia dei poveri negli anni 90. E ancora siamo poveri noi, non siamo gente operaia. L'estate appunto a Fusina è arrivata con mesi di anticipo e qui di cartoline ce n'è più d'una. Sono atermico, io non ho problemi del caldo o il freddo. Non mi dà disturbo niente. La bici dov'è? Eccola qua, questa è la mia grande bici. Valla a vedere là.
La biciclettina veramente alla grande. Vicino a un sirenetto. No. Qui mentre sfrecciano barche e gommoni con la più rilassata vela bianca che spicca in mezzo all'azzurro cielo, a terra, in mezzo all'erba e tra il cemento, il tripudio di panchine e sedie a sdraio portate da casa, con la gente già in costume, tra sfacciati bikini e morigerati 2 pezzi, in barba anche alla bilancia. Chi abita a Mestre, chi abita nella riviera e oggi potrebbe essere andato in spiaggia fino che ne so, a Jesolo, se no a Sottomarina, a farsi magari 2 ore di coda per prendere mezz'ora di sole, viene qua, sta comodo, prende il sole e 10 minuti è a casa. E questo è bello. E siamo tutti quanti insieme, conosciamo, facciamo amicizia. In mezzo a saggi pescatori. Bisogna praticare, praticando si ciappa. E con tanta pazienza. Ecco, qui è voi, se non ti va qui ti posta a casa. E pellegrini in bici. Dove si va in bicicletta? Da Fusina fino a? Padova. Ah, però. Sì, una bella scampagnata. Lungo la via del Santo, insomma. Sì, proprio così. La maratona di Padova è anche l'occasione per sensibilizzare su ricerca e solidarietà, vediamo. Tutto pronto per la Padova Marathon che vedrà migliaia di podisti sfilare sulle strade della provincia, atleti di livello internazionale, semplici appassionati, ma anche famiglie e persone di tutte le età. Non mancano campioni di altre discipline che prendono il via mossi dal desiderio di scuotere le coscienze su temi sociali e sulla ricerca. È il caso della campionessa mondiale di karate Sara Cardin di Conegliano Veneto, cintura nera in 3 diverse specialità, che si sta allenando in vista delle prossime Olimpiadi e che ha aderito con entusiasmo all'invito dell'associazione Luca Ometto, dedicata a un giovane imprenditore padovano colpito dal glioblastoma a soli 41 anni. Correre comunque anche per una buona causa è un valore aggiunto. Oggigiorno purtroppo tutti quanti abbiamo un familiare, un amico, un conoscente che comunque si è ammalato e comunque correre penso per la ricerca, in questo caso per il glioblastoma è sicuramente un valore in più. Lo studio su questa malattia sta per entrare nella 3ª fase di sperimentazione. L'associazione finanzia il progetto di ricerca Regoma. Nel 2017 erano in 500 alla maratona. C'è la corsa solidale, corriamo per una buona causa, in questo caso per il progetto Regoma e per ricordare Luca Ometto. Quindi dove corre per Luca il 22 aprile? Ti aspetto e saremo tutti alle 9 sotto la chiesa di Santa Giustina. E il ruolo dei campioni dello sport quando si parla di solidarietà diventa fondamentale. I campioni non debbano essere soltanto quelli sportivi che vedi sul tatami, che vedi sul ring, che vedi nelle palestre, ma è importante che il ruolo dei campioni esca un po' anche dalla palestra e che diventi comunque un messaggio sociale. 23 in tutto le onlus presenti per i programmi di beneficenza. Alla Padova Marathon ci saranno partecipanti da 51 paesi e da tutti i continenti. Il più anziano è un padovano di 80 anni che parteciperà alla mezza maratona. Non mancheranno anche 2 sacerdoti. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, vi lascio come sempre alle nostre previsioni meteo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo in compagnia dell'alta pressione Apollo. Nel dettaglio sul Veneto poche novità rispetto ai giorni scorsi. Sarà infatti una bella giornata di sole ovunque e il cielo si presenterà sereno praticamente ovunque o al massimo velato. Il clima risulterà parecchio caldo con temperature minime comprese tra 10 e 12 gradi, massime in aumento tra 20 e 24 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non mancherà il sole. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno e limpido sin dal mattino, solo con qualche velatura innocua. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 12 gradi, valori massimi caldi tra 20 e 23 gradi circa. E domenica sarà una splendida giornata anche sul Trentino Alto Adige. Tanto sole su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini di confine. Uno sguardo infine alle temperature.
minime comprese tra 11 e 12 gradi, massime molto calde tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.